Palù, la palude, ci racconta storie di uomini di più di 15.000 anni fa. Ci offre, oltre alla bellezza del luogo, un affascinante viaggio nel tempo. Scopriamo insieme come vivevano le popolazioni che abitavano questo luogo e come si è arrivati, attraverso gli scavi archeologici e alle ricerche, a definire come vivevano queste comunità e i modi in cui gli abitanti interagirono con l'ambiente, adottando il particolare stile di vivere sull'acqua. Palù di Livenza, lungo le pendici dell'altopiano del Cansiglio, tra Caneva e Polcenigo, è un'area umida di grande pregio naturalistico, paesaggistico ed archeologico che dal 2011 è inserita nella lista del patrimonio dell'UNESCO grazie alle molteplici tracce di un villaggio palafitticolo. Il nome Palù non indica la classica palude, quanto invece un paesaggio agrario umido caratterizzato da siepi, zone boschive, prati umidi e canali fluviali, che rappresenta il risultato di una lunga interazione tra l'uomo e l'ambiente avviata secoli fa con l'obiettivo di strappare alla palude prati da fieno immersi in un ambiente umido, le cosiddette marcite. Il Palù di Livenza costituisce uno scrigno di informazioni archeologiche e paleoambientali uniche, grazie alla particolare condizione di conservazione garantita dal suo ambiente umido, che ha preservato molti materiali organici fondamentali per conoscere i particolari della cultura materiale del Neolitico. Il sito era già noto nell'Ottocento e la sua vera scoperta risale agli anni 60 del secolo scorso, ma solo tra gli anni 80 e 90 presero avvio le ricerche sistematiche nell'area, proseguite negli ultimi anni con il coordinamento della Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia e tuttora in corso. Grazie alle numerose campagne di carotaggio è stato possibile risalire a ritroso nel tempo attraverso gli strati, raccogliere campioni, effettuare datazioni e così ricostruire la storia geologica del bacino a partire dalla fase tardo-glaciale, risalente a circa 15.000 anni fa, fino ad arrivare alla fase di formazione e di vita del villaggio. Nel periodo tardo-glaciale il bacino era dominato da un lago esteso e nella zona era diffusa una foresta dominata soprattutto da conifere, mentre le sponde erano coperte da piante che prediligono la vicinanza dell'acqua. Con la fine dell'era glaciale la vegetazione mutò verso il querceto misto, mentre al posto del lago ormai prosciugato si formavano ambienti palustri e piccoli specchi d'acqua poco estesi, collegati da una rete fluviale. Siamo alla fine del Paleolitico superiore, verso la fine dell'ultima glaciazione, tra 17.000 e 11.000 anni fa, quando le attività di gruppi di cacciatori e raccoglitori lasceranno le prime tracce materiali nell'area, seguite poi da altre nel corso del Mesolitico recente tra 8.500 e 7.500 anni fa circa. Tuttavia, solo in un momento avanzato del Neolitico, tra 6.300 e 5.600 anni fa, sorsero uno o più abitati palafitticoli, immersi in un ambiente caratterizzato principalmente da querce e noccioli. I resti più consistenti di questo abitato si trovano nella parte nord del bacino, estesi su circa 60.000 metri quadrati. L'area in prossimità del canale di bonifica, già noto per il rinvenimento dei materiali preistorici, è stata indagata nel corso di 3 recenti campagne di scavo che hanno riportato alla luce resti di capanne poste su palafitte, con diverse fasi d'uso e di abbandono. Si conservano centinaia di pali di sostegno e di consolidamento del terreno, oltre che alcune travi di fondazione e di stabilizzazione. Le capanne avevano una forma quadrangolare ed erano simili a quelle dei normali villaggi all'asciutto, diverse solo perché sorgevano al di sopra di palificate. Le strutture erano realizzate con sistemi e materiali che tenevano conto delle caratteristiche del suolo, del tasso di umidità, delle inondazioni e delle oscillazioni stagionali del livello dell'acqua. Le pareti erano, almeno in parte, intonacate con argilla e all'interno delle abitazioni erano situati i focolari attorno ai quali si svolgevano le varie attività del vivere quotidiano. Sono molti gli oggetti rinvenuti che ci raccontano storie sulla vita quotidiana degli abitanti del villaggio. Vasi da cucina in ceramica, gli strumenti in selce,
una sorta di stampi decorati in ceramica, noti come pintadere. I pesi da telaio per la tessitura. Molto interessante è il rinvenimento di diverse gomme da masticare neolitiche, senza dubbio una novità unica emersa dagli scavi al Palù di Livenza. Si ottenevano distillando a caldo la pece della betulla e le evidenti tracce di masticazione suggeriscono l'utilizzo di questa sostanza sia per le sue proprietà antisettiche e antinfiammatorie, sia per il semplice piacere gustativo. Meno comuni sono gli oggetti in legno, tra i quali spiccano un frammento di remo o pagaia, un grande vaso, un frammento di manicatura d'ascia e un attingitoio in corso di lavorazione che attestano vari aspetti del vivere quotidiano. L'utilizzo di imbarcazioni, la conservazione di derrate o liquidi in contenitori lignei, i lavori agricoli, la carpenteria. Visitando il Museo archeologico di Torre a Pordenone si possono ammirare i reperti originali rinvenuti durante gli scavi. I dati botanici permettono di ricostruire le attività agricole principali, basate sulla coltivazione di diversi cereali, primo tra tutti l'orzo, insieme a frutti raccolti nel bosco come nocciole e ghiande, mele e pere, corniole e fragole, more, ciliegie, uva e perfino fichi. I resti animali indicano un'importante attività di allevamento, soprattutto di capre e pecore, affiancata poi dalla caccia, prima tra tutti al cervo e poi ad altri animali selvatici. Ma perché abitare le zone umide? Vivere letteralmente sull'acqua? Forse per necessità di difesa? Ma è anche probabile che nel corso del Neolitico furono l'abbondanza di risorse naturali di questo luogo e consolidate tradizioni culturali a motivare la scelta di insediarsi in questi ambienti, così come ancora oggi fanno molte comunità umane che dall'Asia all'Africa fino all'America Latina continuano a vivere su palafitte. Palù di Livenza, un'oasi naturalistica incantevole che attraverso i suoi ritrovamenti e la sua storia ci offre oggi la possibilità di viaggiare nel tempo alla scoperta degli albori della nostra civiltà.